Sindaco, si presenta oggi alla città Agrigento Digitale grazie ai fondi che la città ha avuto nel PNR. Sì, stiamo presentando questo progetto, un progetto ambizioso, finalmente anche Agrigento ha la sua Agrigento Digitale, che il cittadino si può collegare online per qualsiasi tipo di certificazione. Un lavoro intenso, siamo riusciti a captare i fondi del PNRR, a portare a termine secondo le scadenze questo progetto. Ringrazio quindi il mio assessore Macullo, ringrazio anche il dirigente Mandione, e ringrazio Enzo Greco e tutti quelli che hanno collaborato per questo meraviglioso progetto. Assessore Pullo, si presenta oggi alla città il nuovo servizio Agrigento Digitale grazie ai fondi del PNRR che il Comune ha avuto assegnato. Oggi al Collegio dei Filippini un evento di presentazione di quelli che saranno i servizi digitali per il cittadino, perché il Comune di Agrigento ha partecipato in questi anni a 7 misure del PNRR, servizi digitali, con ottimi risultati, perché tutte e 7 le misure sono state finanziate, alcune già le abbiamo in un certo senso portate anche a termine, altre sono in corso di sviluppo, ma comunque renderemo la vita dei cittadini a livello di accessibilità presso i servizi comunali molto più semplice, perché grazie alla SPID, PagoPA, comunque tutto quello che riguarda il mondo del digitale, come dire, sarà un tema fortissimo, caldissimo, e comunque la città di Agrigento non poteva rimanere indietro rispetto a questi temi. Elemento di novità di questa giornata di oggi è anche l'opportunità, grazie alla collaborazione non solo con l'assessorato ai servizi digitali, ma con l'assessorato alle pari opportunità che mi onoro di avere rappresentato, abbiamo creato una giornata di cultura sociale, soprattutto perché istituzionalizzeremo la panchina rossa digitale, che sarà portata avanti dall'associazione Telefono Aiuto contro le violenze e da un gruppo di giovani del territorio di Montaperto, che in questo caso stanno realizzando un evento culturale proprio con la finalità e lo scopo della istituzionalizzazione della panchina rossa digitale. Al termine del suo mandato, un po' una sintesi, un bilancio, che esperienza è stata, Assessore? Un'esperienza senza ombra di dubbio faticosa, ma nello stesso tempo bella, allettante, in un certo senso stimolante. Devo dire che comunque, per quanto riguarda le mie deleghe, devo dire con fortezza, i servizi digitali, i servizi sociali e soprattutto quelli digitali, abbiamo come dire, lavorato fortemente, abbiamo creato delle grandi economie a livello servizi sociali, perché abbiamo partecipato anche al PNRR servizi sociali. Basti pensare ai lavori che in questo momento sono in corso di ultimazione nella ristrutturazione della ex IPAB Villa Betania, che diventerà un centro a disposizione del distretto sociosanitario, ma non solo questo, tutta una serie di misure. Abbiamo in un certo senso anche digitalizzato l'accesso ai cittadini ai servizi sociali grazie a servizi sociali app, e anche qui i cittadini possono accedere a tutte quelle che sono le misure messe a disposizione dei servizi sociali tramite l'app. Ma non solo, abbiamo fatto quello che non era mai stato fatto, e cioè l'assunzione del personale per quanto riguarda i servizi sociali. Noi oggi abbiamo ben 8 assistenti sociali in forza, ne arriveranno altre 6, e quando ci siamo insediati ne avevamo solamente una, e quindi una risposta importante alla città.